Poco più di un minuto all'inizio di questa settima corsa, il premio Lancione, dotazione di euro 5.060 euro, una corsa a reclamare riservata a indigeni di 4 anni che eventualmente verranno reclamati per euro 6.000. Andiamo a vedere il campo di partenti, erano in 11 e sono rimasti in 10. Questa sesta corsa, scusate, quindi il premio Actinidia, scusatemi la dicitura, che è una dotazione di 3.410 euro, riservata a europei di 5 anni e oltre, categorie G. Con il numero 1 Amore Stecca Roberto Faticoni, con il numero 2 Fallaci di Casei Artan Halilai, il numero 3 Ritirate da Furia Light, il numero 4 è Dark Angel Fi con Alberto Garruto, il numero 5 Elodogab AG con Cosimo Cangelosi, il numero 6 è Forever Fly Maurizio Cheli. Questo per concludere la prima fila. Con il numero 7 c'è Franchina Baldo Sandro Miraglia, con il numero 8 Eva Bye Bye Roberto Vecchione, con il numero 9 Frank BF e Lorenzo Talpo Junior, il 10 Caroso Light con Massimo Bressan, con l'11 Fine Truth, cavallo svedese interpretato per l'occasione da Tommaso Gambino. E il favorito di questa corsa è abbastanza nettamente il numero 11, Fine Trot a 1,65 in questo momento a quota fissa. Gli altri cavalli appoggiati sono Dark Angel Fi con il numero 4, con il numero 9 Frank BF e poi Elodogab AG e Forever Fly, entrambi con il numero 5 e con il numero 6 il successivo. La macchina è in movimento, siamo a metà della curva e stiamo per propinquarci a quella che è la retta delle tribune, che sarà il momento dello stacco. L'allineamento si è formato per quanto possibile e i cavalli si stanno per lanciare, la macchina accelera e li lascia e quindi partiti. Il più veloce sembra il numero 5, quindi Elodogab AG, che però non riesce a scavalcare Dark Angel Fi, che prova a mettersi in prima posizione, però c'è il rientro di Amore Stecca che in questo momento rimane quindi davanti a tutti, alla sua destra Dark Angel Fi e dietro di lui invece Forever Fly, 200 metri in 14,5. Roberto Faticoni al comando con Amore Stecca e seguito dal numero 7 di Franchina Baldo, è rimasto a destra Dark Angel Fi, dietro di loro poi c'è tutto il gruppo e quando arriviamo ai 400 metri comunque in un'andatura abbastanza comunque sostenuta per la categoria, 29,3 i 400 metri complessivi. Entriamo nella seconda curva, le situazioni rimangono immutate mentre si forma la colonna di destra guidata da Dark Angel Fi con gli altri cavalli che incominciano a muovere in schiena. Arriviamo ai 600 metri in 44,6, viene eliminato il cavallo numero 2 Fallaci di Casei, si perde di trotto anche Caroggio Light, scatta in terza ruota quando siamo agli 800 metri un contropiede di Maurizio Colli, Forever Fly che supera 10, Amore Stecca e si mette in prima posizione e se ne va. Forever Fly ha trovato il momento giusto per prendere in contropiede il gruppo, rimane secondo Amore Stecca, Forever Fly mette già 3-4 lunghezze di vantaggio, arriviamo al chilometro in 1,13,9, un'operazione veramente molto geniale di Maurizio Cheli che è riuscito a prendere sopravvento il gruppo, prova a rincorrerlo ma probabilmente tardi, Fine Trot il favorito e arriviamo agli ultimi 400 metri, Maurizio Cheli davanti a tutti con Forever Fly che se ne va, prova a recuperare ma non sembra molto produttiva l'azione di Fine Trot, siamo a metà della curva, Forever Fly ancora comanda, ha ancora 3 lunghezze buone di margine mentre si chiude l'ultima curva 14,8, è ancora in spinta Forever Fly che deve far arrivare il palo del traguardo. Maurizio Cheli ce l'ha assolutamente sotto controllo, ci prova fino all'ultimo Fine Trot ma il tempo non basta, il palo è arrivato, vince Maurizio Cheli con Forever Fly che precede Fine Trot al terzo posto, il numero 7 di Franchino Baldo 1,13,6, 1,58 spiccioli per vincere questa corsa, quindi vince Forever Fly nonostante il tentativo finale di rientrare di Fine Trot che non è riuscito a rispettare i favori del pronostico. Andiamo a vedere anche gli altri che sono arrivati nelle prime posizioni, quindi al terzo posto abbiamo il numero 7 di Franchina Baldo, al quarto posto il numero 9 di Frank BF e a chiudere le prime 5 posizioni vediamo arrivare il numero 4 di Dark Angel Fi. Quindi confermiamo la vittoria di Forever Fly Maurizio Cheli per Bortolotti della signora Ines Zagnoli, questo maschio di 5 anni da Leggendario e Polis VIP.